Buonasera, alle principali notizie. Il bancomat rubato, la richiesta di chiarimenti per prelievi non autorizzati. Questo è il movente dell'omicidio di Giuseppe Florio a Castiglione di Sicilia. Per il delitto l'occultamento del cadavere sono stati fermati 2 conviventi e una donna. A Palermo, dopo i raid del racket a Sferracavallo, rafforzati i controlli e il titolare del ristorante, preso di mira a colpi di Kalashnikov, dice: abbiamo bisogno di tranquillità. A Siracusa avevano fatto esplodere la saracinesca di un locale nel centro di Avola, 2 arresti per tentata estorsione. La Commissione Bilancio del Senato boccia la proroga delle concessioni balneari proposta dalla Lega per le zone colpite dal maltempo. Protestano i gestori degli stabilimenti e dicono scelta incomprensibile. A Catania atti vandalici contro i resti di Torre del Vescovo, l'antica fortezza medievale ridotta in una discarica a cielo aperto sotto lo sguardo dei turisti. A Catania oggi al Massimino la 18ª edizione di un gol per la solidarietà. L'incasso sarà devoluto alla comunità di Niscemi colpita dalla frana. In campo tanti volti noti tra artisti, giornalisti sportivi e esponenti delle istituzioni. Calcio, iniziato l'avvicinamento del Catania ai play-off. Il tecnico toscano ha 20 giorni per recuperare gli infortunati e ritrovare la condizione in vista della fase decisiva della stagione. Eccoci, buonasera. E dunque prelievi dal conto con il bancomat che gli era stato sottratto. Sarebbe questo il movente dell'assassinio di Giuseppe Florio, il pensionato ucciso a martellate a Taormina e abbandonato nelle campagne di Castiglione. Fermate per l'omicidio e occultamento di cadavere una coppia e una donna, riprese dai video. Lorena Dolci. Aveva scoperto degli ammanchi sul suo conto, ingenti somme prelevate con il suo bancomat che non trovava da alcune settimane. Per questo Giuseppe Florio, 66 anni, era andato a chiedere conto e ragione di quei prelievi sospetti a quel trio che frequentava assiduamente. 2 donne e un uomo che abitavano a pochi passi da lui, a Trappitello, frazione di Taormina. Il chiarimento è diventato lite, quindi aggressione feroce. L'uomo è stato colpito con questo martello e poi gli assassini hanno infierito a coltellate. Qui inizia il film ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Ignari dell'occhio che li stava riprendendo, i 3 organizzano il trasporto del cadavere. Avvolto in un sacco e in una trapunta si vede mentre di notte lo caricano sulla sua stessa auto, una Fiat Panda, e poi lo abbandonano nelle campagne di Castiglione di Sicilia. L'auto viene data alle fiamme. Tutti i tentativi per depistare le indagini che invece in 48 ore li hanno inchiodati. Giuseppa Carmela Branchino, 50 anni, e il compagno Gaetano Urfalino, di 39 anni, pregiudicato, originario di Palagonia. Sono stati fermati con l'accusa di omicidio e soppressione di cadavere. Un'altra donna, originaria di Sesto San Giovanni e ospite della coppia, è in stato di fermo per il solo occultamento del cadavere. Florio era vedovo e descritto da tutti come una persona tranquilla. Dopo anni di lavoro in albergo era andato in pensione e si occupava soprattutto dell'anziana madre. Gli investigatori hanno scoperto che frequentava abitualmente quella casa di Trappitello, dove probabilmente cercava compagnia. Resta aperta per istigazione al suicidio l'inchiesta della Procura di Torino sul caso di Bernardo Pace, il detenuto di 62 anni originario di Trapani, trovato senza vita il 16 marzo nel carcere torinese delle Vallette. L'uomo, che era stato condannato a 14 anni a Milano al termine del processo Idra su presunte commistioni fra camorra, mafia e 'ndrangheta, aveva da poco cominciato a collaborare con la giustizia. A Palermo adesso a Sferracavallo più presidi e controlli. Dopo la riunione di ieri in prefettura siamo tornati nella borgata alle porte del capoluogo. Il titolare del ristorante preso di mira dice: adesso abbiamo bisogno di controlli e più tranquillità. Marco Gullà. Più presidi, più controlli e comprensorio monitorato soprattutto nelle ore serali e notturne è quanto emerso dalla riunione di coordinamento in prefettura a Palermo dopo i recenti episodi criminosi verificatisi a Sferracavallo. Questa mattina siamo tornati nella borgata marinara alle porte di Palermo. Incontriamo nuovamente il titolare del ristorante Il Brigantino, preso di mira nella notte tra il 24 e 25 aprile con colpi di Kalashnikov. Come io sto cambiando le vetrate, stiamo ripartendo
con il lavoro. Adesso il compito delle autorità è questo, garantire ancora maggior sicurezza. Molti residenti, ma anche commercianti, hanno paura, non solo perché mancano i presidi, mancano i controlli, ma mancano anche le telecamere di videosorveglianza. Ci sono delle zone scoperte, secondo me sì. Piano piano deve essere questo da monito a tutta la borgata. La sera poi ci sono molte persone, diciamo, che vengono a creare dei disagi. Purtroppo siamo un po' abbandonati. Ti ricordi che noi qua prima avevamo la caserma dei carabinieri, avevamo la caserma della finanza, oggi non abbiamo più nulla, siamo abbandonati a se stessi. Una borgata marinara che d'estate arrivano parecchi turisti, oltre ai fatti che sono successi, che sono fatti gravissimi. Abbiamo bisogno di più controlli. Se non facciamo questo diamo un messaggio che comunque le famiglie per bene a Sferacavallo hanno proprio avere anche un po' di paura. Invece no, Sferacavallo è un quartiere tranquillo, è un quartiere di onesti lavoratori, è un quartiere con brava e bella gente, quindi ci meritiamo soltanto un po' più di tranquillità. Ci spostiamo nel siracusano, dove la situazione non è anche tranquilla, perché avevano fatto esplodere la saracinesca di un locale proprio nel centro di Avola, così sono state arrestate 2 persone per tentata estorsione. È il 1° febbraio di quest'anno, siamo nel centro cittadino di Avola, in via Cappellini. Prima un movimento sospetto nella notte, poi l'esplosione. La saracinesca di un noto negozio di elettrodomestici va in frantumi. Per quell'atto intimidatorio oggi 2 persone, mandante ed esecutore, sono state arrestate e poste ai domiciliari. Si tratta di 2 uomini del posto di 49 e 44 anni accusati di tentata estorsione per mezzo di un ordigno esplosivo. I 2 sono ritenuti responsabili di questa deflagrazione causata da un ordigno posizionato davanti alla saracinesca del negozio, che ha danneggiato anche la porta d'ingresso e numerosi elettrodomestici all'interno dell'attività commerciale. L'esplosione ha anche coinvolto 3 autovetture in sosta e i vetri delle finestre delle case accanto. I poliziotti del commissariato locale, coordinati dalla procura di Siracusa attraverso un'attenta analisi delle telecamere di videosorveglianza cittadine, hanno appurato che a lasciare l'ordigno era stato un uomo a bordo di uno scooter. Ma sono anche riusciti a ricostruire il tragitto percorso dal Centauro e a individuare anche un secondo uomo, il mandante, che ha dato l'incarico di posizionare e innescare l'ordigno. Secondo la polizia, l'uomo avrebbe offerto all'autore materiale dell'esplosione diverse quantità di droga per sdebitarsi. Per questo al 49enne è contestato anche lo spaccio di stupefacenti. All'origine del gesto potrebbe esserci un credito per lavori edilizi effettuati in passato e vantato dal mandante nei confronti dei titolari del negozio. Attimi di paura al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo di Licata, nell'Agrigentino, dove un uomo ha seminato il caos dopo l'arrivo della figlia coinvolta in un incidente stradale. L'uomo, proprio per lo stato di agitazione in cui è stato colto e per i danneggiamenti che ha fatto, è stato arrestato. Sentiamo il servizio di Davide Sardo. Momenti di terrore al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata, dove il corridoio del presidio sanitario si è trasformato in un vero e proprio teatro di violenza. Protagonista un uomo di 51 anni, arrivato in ospedale dopo che la figlia era rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla statale 115. In preda all'agitazione avrebbe perso completamente il controllo già all'esterno della struttura, colpendo ripetutamente l'ambulanza che aveva trasportato la giovane e aggredendo l'autista. La furia è poi proseguita dentro il pronto soccorso. L'uomo ha infranto il vetro della porta d'ingresso dell'area triage, creando panico tra medici, infermieri e pazienti presenti. Fondamentale l'intervento dei carabinieri che hanno bloccato l'uomo e ristabilito la sicurezza. Il 51enne è stato arrestato con le accuse di danneggiamento aggravato a struttura sanitaria e interruzione di pubblico servizio. Il GIP ha disposto per lui i domiciliari. E c'è una notizia dell'ultima ora, appena arrivata in redazione. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha nominato 3 nuovi assessori, completando così la squadra di governo di Palazzo d'Orleans. Entrano in giunta Nuccia Albano, che torna a occupare il posto dell'assessorato alla famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Elisa Ingala, che guiderà l'assessorato della funzione pubblica e delle autonomie locali, e Marcello Caruso, nuovo assessore alla salute.
E intanto invece a livello nazionale la Commissione Bilancio del Senato boccia la proroga delle concessioni balneari proposta dalla Lega per le zone colpite dal maltempo. Duro anche era stato il no del Ministero di Economia e Finanza, ma su questa decisione protestano già le imprese del settore che dicono scelta incomprensibile. Eva Spampinato. Niente proroga alle concessioni balneari nelle aree colpite dal ciclone Harry. La Commissione Bilancio del Senato boccia l'emendamento della Lega al cosiddetto decreto Ponte, che prevedeva di dare maggior tempo ai balneari a cui sta per scadere la concessione demaniale e in particolare a quei gestori di strutture devastate dalla forza di Harry. La proposta, esaminata oggi, aveva già ricevuto il parere contrario del Ministero dell'Economia, decisivo per lo stop in Commissione. La misura puntava a sostenere gli stabilimenti danneggiati dagli eventi estremi, come il ciclone Harry per appunto, ma non ha superato il vaglio tecnico contabile. Dura la reazione del Sindacato Italiano Balneari. Il presidente Antonio Capacchione parla di uno stop incomprensibile e immotivato, sostenendo che la proroga non avrebbe richiesto coperture economiche, anzi avrebbe garantito nuove entrate attraverso i canoni. Secondo Capacchione, il parere negativo sarebbe frutto di frettolosità o di pregiudizi verso il settore, con il rischio di penalizzare imprese già colpite da calamità e un comparto considerato strategico per l'economia nazionale. Assemblea nazionale contro la mafia e corruzione oggi nell'aula bunker del carcere di Lucerdone a Palermo. Ad organizzarla la CGIL in vista dell'anniversario dell'omicidio di Pio La Torre, che cade appunto domani. Mario Viola. Un'assemblea che chiama a raccolta le associazioni contro ogni forma di mafia e corruzione. Ad organizzarla per il terzo anno consecutivo è la CGIL di Palermo, che denuncia come il fenomeno mafioso sia tornato ormai più forte di prima nella disattenzione generale e si incroci con fenomeni anche di piccola e media corruzione. Come CGIL proviamo anche quest'anno a fare un focus sulle cose che abbiamo fatto, ma anche sulle cose che bisognerà fare soprattutto nel prossimo futuro e soprattutto da chiedere anche a chi governa questo Paese, ma anche alle istituzioni europee, come affinare, naturalmente migliorare, aggiornare anche in termini di legislazione il tema della lotta alla mafia. La scelta della data non è casuale, ricorre infatti domani l'anniversario dell'uccisione di Pio La Torre, autore della più grande riforma italiana che ha cambiato la lotta alla mafia, dandole un impulso fondamentale. Secondo il presidente della Commissione regionale antimafia, oggi si assiste a un ritorno proprio dei metodi mafiosi. Oggi assistiamo ad una ripresa di un'attività violenta. Gli episodi di Sferacavallo testimoniano che la mafia torna a definirsi, a farsi riconoscere nel territorio attraverso l'uso delle armi, anche armi potenti, armi da guerra, e se questo succede è perché pensano di poter tornare a quell'epoca in cui dominavano incontrastati nei nostri quartieri. Domani, nel giorno del 44esimo anniversario, Pio La Torre sarà ricordato anche con la deposizione di una corona di fiori davanti alla lapide posta nel luogo del delitto. Atti vandalici contro i resti di Torre del Vescovo. Siamo a Catania, l'antica fortezza medievale ridotta in una discarica a cielo aperto sotto lo sguardo dei turisti. Tonino De Mana. Un monumento al degrado e all'incuria, altro che fortezza medievale, altro che attrazione turistica. Torre del Vescovo, l'unica cosa che attrae sono gli incivili, pronti a scaricare di tutto davanti a quel che resta delle antiche mura poste a difesa della città. Una discarica nel cuore di Catania, in un itinerario turistico che a questo punto dovrebbe essere rivisto per evitare di mostrare simili cartoline. In bella mostra, davanti all'inferriata arrugginita, si notano grosse lastre di vetro, bidoncini, rifiuti di ogni genere e persino un lavandino distrutto. Io sono della Galizia, di una parte della Spagna, e la verità è che mi dispiace vedere così sporco questo monumento. Sollecito e invito il comune a, prendere posizione e comunque riuscire a salvaguardare questi luoghi che abbiamo. Cosa pensano di Catania quando tornano in patria? No, vedendo questa sporcizia si fanno un resoconto. Però che resoconto si fanno? Della sporcizia che c'è, però io penso una cosa, anche loro a volte lasciano delle bottiglie, delle cose in giro. Quindi non è solo colpa dei catanesi? No, anche di loro. Ma il lavandino non ce l'ha messo il turista lì? No, penso di no.
Storia oltraggiata, memoria dimenticata in una zona altrettanto dimenticata, con la piazzetta trasformata in una giungla dove il verde è soltanto quello incolto di una vegetazione più che spontanea. Restiamo a Catania, ci trasferiamo invece alla Porta Garibaldi, dove ci sono calcinacci che si staccano e l'ipotesi, non si esclude anche l'ipotesi di un raid vandalico. Ancora Tonino De Mano. È uno dei luoghi simbolo di Catania e forse il simbolo che la città non sta attraversando un periodo splendente. Di fatto, le transenne che vedete non delimitano questa volta un'area di cantiere, ma sono state collocate per la caduta di calcinacci dal prospetto laterale della Porta Ferdinandea o Porta Garibaldi. Chi passa sotto l'arco lo fa velocemente, forse per paura di altri crolli. Il monumento appena ristrutturato e già siamo peggio di prima. Vuol dire che quando hanno fatto i lavori non hanno controllato questi lavori. Aunque sia nuovo. ¿A quién pertenece? ¿Quién es responsable? In molti puntano il dito sui lavori, 400.000 euro con fondi PNRR. Non può succedere che cade in pezzo da monumento perché non è stato controllato, battuto per vedere se c'erano dei distacchi. Ma non si esclude l'ipotesi di un atto vandalico o addirittura che qualcuno possa aver esploso colpi d'arma da fuoco con i proiettili che potrebbero aver sfaldato una parte delicata del monumento. Ricordiamo che nelle scorse settimane alcuni strani episodi avevano coinvolto attività commerciali della zona. Sulla vicenda sono in corso delle verifiche, in ogni caso si rende necessaria un'adeguata ricognizione dell'arco. Chiedo urgentemente una ricognizione di tutto il monumento così da evitare che si stacchino altri pezzi, perché qui vengono turisti residenti che vengono a vedere e stare vicino al monumento e si potrebbe fare male, qualcuno non è consentito. Ben visibili anche tracce di vernice gialla e pezzi di legno poggiati alla base della Porta Ferdinandea. Breve pausa e poi la pagina sindacale cambia il vertice della UILA, che è il settore degli agricoltori della UIL. Eccoci con la pagina sindacale, la UIL, in particolare la UILA, che appunto rappresenta il settore agricolo, ha un nuovo segretario che è Enzo Savarino, prende il posto di Nino Marino. A Palermo la segretaria nazionale Mannuccari dice: solo dal lavoro dignitoso nasce cibo di qualità. Orazio Longo. Agricoltura, forestale, industria agroalimentare, consorzi di bonifica e pesca, la risposta alla desertificazione occupazionale dell'isola passa da qui, secondo il nuovo segretario generale della UILA Sicilia, Enzo Savarino. Vogliamo delle riforme giuste soprattutto per quanto riguarda i forestali e i consorzi di bonifica. Per quanto riguarda l'agricoltura lavoreremo sul caporalato, noi riteniamo che sia una piaga sociale che va sconfitta, lo faremo attraverso gli enti bilaterali. Ennese Savarino prende il posto di Nino Marino, storico segretario che lascia dopo 10 anni. Sono stati anni difficili per il sindacato, ma soprattutto per i lavoratori agricoli. Proteggere di più i nostri lavoratori. Il lavoro continua. Il sindacato non può essere solo. Nessuno si può voltare dall'altro lato. Tutte le istituzioni e le forze sociali devono fare quadrato per tutelare le imprese sane e dare più dignità ai nostri lavoratori. Presenta all'Assemblea dei Delegati Enrica Mammucari, segretaria generale nazionale UILA. Il cibo inquinato dalla violazione dei diritti e dello sfruttamento fa male alla salute. La bilateralità deve diventare lo strumento tecnico operativo delle sezioni territoriali del lavoro agricolo di qualità. Noi siamo convinti che una connessione privato attraverso la bilateralità e pubblico possa finalmente porre fine agli intermediari illeciti. A Catania oggi al Massimino la 18ª edizione di Un Gol per la solidarietà, i cui proventi saranno interamente devoluti alla comunità di Niscemi colpita dalla frana. Nel quadrangolare di calcio, in campo artisti, giornalisti sportivi, volti noti e istituzioni per una giornata di impegno. Desiree Ferlito. Una partita che vale più di 3 punti. A Catania torna protagonista con la 18ª edizione Un Gol per la solidarietà, l'evento che ogni anno trasforma il calcio in uno spettacolo di cuore, emozione e partecipazione.
Sul terreno di gioco una vera e propria squadra unita da un obiettivo comune, aiutare chi ha più bisogno. E quest'anno il messaggio è ancora più forte. I proventi saranno destinati alle comunità colpite dalla frana di Niscemi. Non abbassiamo la guardia e ci crediamo, vogliamo rialzarci. E laddove c'è qualcuno di noi in difficoltà, il fatto che vi sia un'altra comunità che intervenga a supporto, è chiaro che il beneficio è per la collettività intera. 18 volte che sono qui e per dare una mano, tu lo sai, la cosa bella di questo evento è questa, quello che tutti quanti ci mettiamo a disposizione quest'anno più che mai per aiutare la Sicilia e per aiutare Niscemi. Accanto al gioco l'emozione di un organizzatore appassionato che sa che ogni gesto, ogni applauso può trasformarsi in un aiuto concreto. Dopo il Covid abbiamo fatto un grandissimo evento, lì abbiamo capito che i ragazzi, la città te lo chiede, quindi cercheremo di farlo nei prossimi anni col consenso e l'appoggio di tutti quelli che ci collaborano. Tra i protagonisti anche l'orgoglio sportivo italiano di chi ha portato il tricolore sul tetto del mondo. E mi auguro che oggi sia una giornata bellissima, perché quello che dà questa giornata è altrettanto bello. In rappresentanza del Catania c'era lui, il fantasista Emanuele Cicerelli. E sono fiero, orgoglioso di rappresentare i miei compagni, che sia una bellissima giornata per tutti. Entusiasta la madrina dell'evento, il volto noto di DAZN Eleonora Incardona. È veramente un'emozione incredibile vedere tutta la città riunita per questo evento meraviglioso e la possibilità di poter fare anche del bene. Niscemi, le immagini sono toccanti, poi io in alcuni posti ho anche suonato. E poi il ricordo commosso di Orazio Russo, a cui è stato dedicato un pensiero speciale, tra applausi e silenzi carichi di emozione. Breve pausa, poi la preparazione del Catania, dunque il calcio che è appunto in vista dei play-off. Eccoci al calcio, riprende oggi la preparazione del Catania dopo qualche giorno di pausa concesso dal tecnico Mimmo Toscano ai suoi giocatori. Allenamenti in sede sino al 4 maggio. Sentiamo Francesco Triolo. 20 giorni circa per costruire il Catania da play-off. Archiviata la stagione regolare, i rossazzurri adesso guardano avanti. Da oggi inizia un nuovo campionato, una nuova preparazione che parte in vista poi della prima partita domenica 17 maggio. Dopo qualche giorno di riposo, quindi, Mimmo Toscano ha ripreso contatto con i suoi giocatori, allenamenti in sede da oggi e sino al 4 maggio, poi il trasferimento per una settimana o forse anche di più in ritiro a Veronello. C'è tempo per immergersi nel clima dei playoff, ma neanche troppo. Questi 20 giorni serviranno per ritrovare condizione fisica e brillantezza, curando anche l'aspetto mentale che in partite secche con andata e ritorno conta e come. Testa, cuore, gambe, insomma, per affrontare il momento più importante della stagione. Toscano ha un obiettivo, intanto, quello di recuperare tutti i giocatori che non stanno in condizioni ottimali, Casasola, Corbari e Rolfini in particolare, visto che comunque gli altri stanno già meglio, perché con partite ravvicinate in pochi giorni avere tutti a disposizione può essere determinante. Durante il ritiro a Veronello non è nemmeno escluso che il Catania possa disputare qualche amichevole per mantenere il ritmo della partita. L'avversario che affronterà avrà giocato almeno una gara, avrà nelle gambe e nella testa già il clima playoff, quello a cui i rossazzurri dovranno subito adattarsi. Prima di chiudere una buona notizia che arriva dall'ANSA, perché uno studente di medicina dona il midollo a un bimbo di 2 anni con la leucemia. Il donatore lo aveva incontrato durante un tirocinio ospedaliero. Il gesto di solidarietà compiuto da Giorgio, che è un giovane studente di medicina appunto originario di Ragusa e che adesso oggi è al 3° anno all'Università di Enna. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto e buona serata.